Pronti? 1, 2, 3. Il segnale convalidato, l'errore di Antonio Boccino, con Chanel DVS e Corinne ZS che si impegnano Numero 5, Antonio Boccino, per squalificato. assumere l'iniziativa, poi insiste all'esterno Corinne e passa in vantaggio dopo meno di 200 metri. In vantaggio dunque Corinne ZS su Chanel DVS, terza posizione per Artiglio Lor che lascia più indietro Ermanno Jet che sposta all'esterno, infilato da Certezza Grimm, la più sollecita fra quelli del secondo nastro. Avanza invece al largo Emily Pan. Emily Pan in progressione, si porta in scia Ermanno Jet. E così si formano più pariglie dopo i primi 600 in 48,6. Non cambia nulla a questo punto con il ZS che conduce. Non è Artiglio Lor ma Corinne ZS al comando e quindi all'esterno continua ad agire Ermanno Jet, la seconda posizione in corda per Chanel DVS, poi Artiglio Lor, è stata corretta ora la grafica. Chilometri 1,24 con leader Corinne ZS, in scia c'è Chanel DVS, all'esterno Ermanno Jet, la terza ruota per Carpe Diem Col che forza a un giro dalla conclusione e il suo parziale è notevole. Ma davanti replica bene ancora Corinne ZS. Carpe Diem supera Ermanno Jet e si porta a diretto contatto con Corinne ZS che prova a replicare nuovamente a 600 dal palo. Corinne riprende coraggio mentre Carpe Diem ha forse dato il meglio e c'è Chanel DVS che segue lungo la corda, poi anche Emily Pan che prova a scattare a questo punto, anticipata però, è costretta in quarta ruota. Intanto ha preso netto margine di vantaggio Corinne ZS entra con non meno di una decina di metri di margine addirittura nel finale, controlla Corinne ZS, Cristiano Pepponi, il secondo è per finiscono molto vicini Chanel DVS e Enea DBL e quindi ci sarà foto probabilmente per il secondo posto. Andiamo a rivedere la vittoria per Corinne ZS con Cristiano Pepponi che già a traguardo quasi acquisito, diciamo, smette di sostenere il proprio cavallo che comunque vince facile. Per il secondo invece è una bella foto davvero. Andiamo a vedere anche se c'è, se siamo supportati da una immagine più veritiera per il secondo posto. L'impressione è che il numero 1 di Enea DBL passi su Chanel DVS proprio nei pressi del palo. Questa è la nostra impressione.